ultimi passi praticamente, ok? Prima di disegnare il video. Entrando in questa cappella, questo è il titolo di cappellone, tra virgolette, perché l'area più ampia rispetto a tutti i locali che abbiamo visto, che poi andremo a vedere. Tutti i vostri occhi sono stati catturati dal basso, invece sareste dovuti far capire questa bellissima carrellata di affreschi relativi alla fine del mondo, al giudizio universale. Affreschi del 1515 autori di mondo, recuperati con gran fatica. Pensate che qui c'era le cose di ferramenta. Io me lo ricordo da bambina. Mi ricordo che quando veniva giù dell'intonaco si vedevano certi colori strani, che erano i colori di questi bellissimi affreschi. Allora, l'idea che ci facciamo della fine del mondo, guardate, è un'idea totalmente proprio negativa. Guardate che scene, tempeste di mare, tempeste di fuoco, terremoti, eccetera, eccetera. Con l'umanità che viene disegnata sempre in basso, potente, rispetto poi a quello che sta succedendo. Guardate queste figure mittiche del mare enormi praticamente rispetto all'umanità. Ma c'è anche un messaggio positivo in questo caso, rappresentato dall'unicorno. Guardate qua, questo animale di colore grigio che nella simbologia cristiana rappresenta proprio il Cristo Salvatore, quindi qualcuno che c'è alla fine, dopo la fine del mondo, insomma. Le scene di questi affreschi sono tratte quasi tutte dai Vangeli del Vangelo di Giovanni, ma molte anche dai Vangeli apocrifi, che sapete sono quelli chiamati anche falsi, non riconosciuti ufficialmente. Ok? Notate come tanto si è perso, addirittura qua vedete non c'è più nulla, dall'altro lato c'è stato un vero e proprio taglio. Infatti questo affresco è molto importante, guardate, quasi è come se avesse una cornice, quindi è stata fatta una estrapolazione voluta probabilmente, ok? E l'affresco è molto importante perché oltre a darci la data, quindi maggio del 1515, la data di tutti gli affreschi, è una bellissima scena esplicita che va a spiegarci l'utilizzo di questa vasca. Quindi la scena è una scena di un battesimo, infatti questa è stata una fonte battesimale che a sua volta ha utilizzato una vasca di raccolta delle acque collegata alla cisterna, ok? Ed è venuta alla luce in maniera molto facile, raccontavano proprio gli addetti ai lavori. Quando hanno smantellato il pavimento, così, proprio una facilità che abbiamo anche documentato, guardate, viene smantellato il pavimento e torna alla luce questa vasca di raccolta delle acque. E quindi poi fonte battesimale. Nel passato, sapete, il battesimo avveniva con l'immersione, non con l'aspersione dell'acqua, ma con l'immersione totale, come se si dovesse rappresentare questa posizione orizzontale quindi della morte. Nel momento in cui avveniva il battesimo si andava verso la verità, quindi verso una nuova vita. D'accordo? Allora, diciamo che senza che non siamo